Adesso dovrebbe esserci un collegamento con Flaminia Tozzoli, che dovrebbe trovarsi in Spagna, se ho capito bene, che proprio affronterà l'argomento evocato già da alcuni dei relatori precedenti, cioè l'abolizione del valore legale del titolo di studio. Ecco Flaminia. Buongiorno a tutti. Benissimo, aspetta che se temiamo un attimo l'aspetto volume, siamo al massimo. No, deve... Buongiorno. Sentite, se le ultime file sentono, possiamo iniziare. Allora Flaminia, a te la parola. In qualche modo l'argomento che tratterai è già stato toccato da chi ti ha preceduto, ma non approfonditamente. Non ho potuto seguirvi non essendoci lo streaming, quindi non so bene che cosa è stato detto. Tu vai, tranquilla. Comunque vai tranquilla con la tua relazione. Allora, intanto inizio dicendo che io sono una studentessa universitaria, ho 23 anni, quest'anno finisco il quinquennio, quindi mi laureerò. Allora, il che parrebbe strano, quindi parrebbe strano che io sono contro il valore legale del titolo di studio, visto che comunque intendo laurearmi. In realtà invece è proprio perché intendo laurearmi che sono contro il valore legale, nel senso che secondo me l'università dovrebbe essere un luogo dove si sceglie liberamente di andare e in realtà non sta scritto da nessuna parte che tutti si debbano laureare o che la laurea sia una garanzia di competenza o di preparazione, soprattutto con il nostro sistema universitario che è caratterizzato da una dispersione di sedi e da un aumento di facoltà inutili e poco spendibili sul mondo del lavoro e che storicamente è stato monopolizzato da un sistema statale che l'ha utilizzato come un ennesimo strumento per guadagnare consensi. Oltretutto questa dispersione non aiuta noi studenti, nel senso che pur volendo prepararci pensiamo che un corso possa essere appunto appetibile o non so, poi spendibile sul mondo del lavoro e invece non lo è. Per me abolire il valore legale del titolo di studio significa introdurre semplicemente maggiore competitività nel mondo universitario, quindi sia tra le sedi universitarie sia tra le facoltà, perché ovviamente gli studenti sceglieranno quelle sedi e quelle facoltà che funzionano meglio e in questo modo potremo anche eliminare la chiusura di quelle che non funzionano e ovviamente l'eliminazione degli amici che sono stati messi nei vari posti semplicemente appunto per guadagnare consenso, per sistemare il figlio dell'amico e così via. In questo modo anche tra i professori ci dovrebbe essere maggiore competizione, perché ovviamente per fare in modo che il proprio corso sia scelto dovrebbero cambiare i metodi, essere più presenti in classe, fare maggiori pubblicazioni internazionali e così via. Ma soprattutto secondo me questo tipo di modifica permetterebbe a chi vuole veramente studiare, formarsi e non andare all'università per ottenere il tanto agognato pezzo di carta che aveva un senso 50 anni fa ma che oggi non vale nulla se non accompagnato comunque dalla voglia di fare, da esperienze lavorative e così via. E comunque appunto il fatto che il pezzo di carta non significa, non è perfettamente equiparabile a una persona che debba essere necessariamente preparata o che debba essere necessariamente competente. Abbiamo un Parlamento che è pieno di laureati ma che non mi sembra così pieno di esempi di competenza e di preparazione. Tutto qui. Bene, grazie Flaminia.